Adesso possiamo cominciare per davvero. Allora, dicevo, un fil rouge che ci porta fino a qui. Abbiamo parlato con i fumettisti, c'era chi disegna text, diciamo così. Abbiamo parlato con i creativi del web e adesso un altro tema molto interessante che è quello il lavoro come piace a me, vuol dire come mettersi in proprio sostanzialmente. Quindi come si crea un'impresa e vi portiamo delle testimonianze. Quindi abbiamo Michele Polico Different, l'impresa si chiama Different, poi abbiamo un'impresa in fieri, in costruzione con Federica Stefan e Sergio Bonometti, modera Alberto Antonello. Quindi sostanzialmente il tema è quello di mettersi in proprio, perché voglio dire il lavoro a due corni, diciamo così, il lavoro dipendente e il lavoro in proprio. Oggi avremo due testimonianze di lavoro in proprio, una compiuta, realizzata e una che si sta facendo. Vi auguro buon lavoro e do già la parola a Alberto perché possa iniziare il lavoro di oggi. Grazie mille, ciao a tutti e benvenuti. Mi chiamo Alberto Antonello, sono responsabile comunicazione di Different, un'agenzia di comunicazione che ha sede a Padova e a Milano. Siamo anche abbastanza grossetti a livello proprio numerico. Sono felice di essere qui e io ho l'onore e l'onere di presentare i protagonisti, Michele, Federica e Sergio. Sono delle storie molto particolari, molto speciali. Io vi consiglio di restare molto attenti perché sono quello della memoria storica. 11 anni fa Michele, all'inizio della sua idea imprenditoriale, mi ha portato qui in Fiera Verona per un incontro sul personal branding in cui mi ha fatto anche parlare. Gli ho dato ascolto e gli sono stato un po' dietro e bene o male ha anche influito molto sulla mia carriera professionale. Quindi buttateci un orecchio che con qualcuno è funzionato. Quando avevo non la vostra età era un po' più grande, però avere queste esperienze qui a portata di mano, a mio avviso, è un grande valore, quindi facciamo attenzione. Poi avremo un'altra esperienza, quella di Federica e di Sergio, magari apparentemente molto diversa rispetto a quella di Michele, e si presenteranno loro, non sarò certo io a presentarli in tutta la loro completezza, e quindi anche da questo crash nasceranno a mio avviso tanti spunti. Intanto, per rompere un po' il ghiaccio, qualcuno di voi sta pensando di fare l'imprenditore? Tra qualche anno esce dalle scuole superiori, qualche progetto, lanciare una startup, qualche idea, voglia di lanciarsi sul mercato, qualche idea strana. Beh, possiamo anche buttarla là, insomma, non siate timidi. Ce l'abbiamo. Dai, qualsiasi idea sia anche soltanto germinale può essere interessante per cominciare a rompere un po' di ghiaccio. A chi passo il microfono? Michele, ho sentito Michele. Kevin. Cosa? Qual è la tua idea imprenditoriale, Kevin? Voglio aprire un'azienda mia, Ma di cosa? elettronica. Elettronica, perché ti piace fare che cosa? Mi piace fare siti web. Bene. Bene, abbiamo già trovato un buon fornitore per la nostra agenzia, quindi ci servono anche i partner tecnologici, quindi vedi che poi da cosa nasce cosa e tra un paio d'anni sicuramente collaboreremo. Qualcun altro vuole rompere il ghiaccio? Si fa per giocare anche. Non so, Michele a 18 anni, se gli facevo questa domanda, cosa avresti risposto? Ma guardate, io proprio a 18 anni pensavo a tutto tranne che a fare impresa, quindi avete tempo. Però in realtà quello che noto parlando con i ragazzi è che siete molto più svegli di come eravamo noi 15 anni fa, 20 anni fa, e anche all'università parlo sempre con un sacco di ragazzi che hanno già la voglia di fare impresa, già la voglia di mettersi in proprio e di creare le proprie cose, quindi sono sicuro che molti di voi in realtà, non solo Kevin, se ho capito bene, avete le idee, avete la voglia di fare, quindi insomma sono molto ottimista. Quindi rimanete attenti perché alla fine, piccolo spoiler, ci sarà un'altra domanda e vedremo se qualcun altro risponderà. Bene, io non vorrei parlare troppo perché abbiamo tanti interventi interessanti. Anche tu, Federica, alla loro età, che idee imprenditoriali avevi in mente? Se ce ne avevi una? Ma diciamo non avevo idea, però insomma comunque la comunicazione, stare insieme alle persone, quella era una cosa che mi portava a muovermi, insomma, Ok. quindi vediamo. Quindi era la tua natura. Bene. Ragazzi, quindi
vi ho già suggerito, stiamo attenti perché comunque se siete bravi a carpire a destra e a manca un po' di suggestioni, di suggerimenti, parleremo di idee imprenditoriali. Michele ha appena scritto un libro, tra l'altro, La tua idea non vale nulla, che parla di idee imprenditoriali e un po' com'è la genesi di un'idea vincente e anche la genesi delle idee non vincenti, perché si passa anche tramite degli errori e dei fallimenti per arrivare poi comunque a dei risultati che portano soddisfazione, non soltanto imprenditorialmente, ma a tutte le persone che ad esempio ha permesso di far crescere nella sua azienda, nella sua agenzia, che alla fine è anche un'agenzia, un'azienda di comunicazione, tra cui mi ci metto dentro anch'io, quindi comunque tanta roba. Ragazzi, Michele, a te la parola. Grazie Albi, ciao a tutti. Io sono molto felice di essere qui oggi a parlare con voi ragazzi perché appunto mi metto nei vostri panni di tanti anni fa. Io ho avuto un pessimo percorso scolastico, andavo malissimo, non avevo voglia di studiare, non avevo voglia di ascoltare le persone che mi insegnavano e ciò nonostante alla fine devo dire che non mi è andata così male, ecco. Quindi devo dire che se ce l'ho fatta io, per così dire, c'è speranza per tutti, ma soprattutto devo dire che insomma molto spesso le cose, la voglia di fare le cose viene facendola e molto spesso anche i percorsi cambiano nella vita. Voi siete molto giovani, avete sicuramente un sacco di idee, ma sono sicuro che le vostre idee cambieranno. Quello che è importante, adesso vi racconto un po' il mio percorso, è avere la voglia di fare le cose, di mettersi a provare a fare le cose, perché poi quando si prova molto spesso si sbaglia. Allora io chiedo a Piero, vero? Di aiutarmi con le slide. No, lui è Piero, tu sei Piero. Come ti chiami? Matteo, scusate. Chiedo a Matteo di aiutarmi con le slide, ho fatto casino con le persone, come sempre, e così insomma andiamo avanti. Quindi che cosa devo dirti per andare avanti? Andiamo avanti. Ok, allora io mi alzo un po' in piedi perché faccio fatica a stare seduto. E anche così vi vedo. Allora, io sono Michele e il mio percorso imprenditoriale nasce con una scenetta che penso vi sia abbastanza familiare, Matteo, ed è questa. Mi licenzio e fondo un'azienda. Risposta, no, non farlo. Ok, questo è stato il dialogo che proprio ho vissuto all'inizio quando volevo fare impresa, avevo 24 anni, quindi pochi anni in realtà in più di voi adesso. E ero dipendente da un anno, non faceva per me fare il dipendente perché vi ho detto andavo molto male a scuola, ero molto indisciplinato, lo sono ancora, però capite bene che se tu vuoi fare quello che vuoi nella vita, in qualche modo non riesci a stare nel ruolo del dipendente. Quindi oggi siamo qui a parlare di impresa che nasce per molti motivi, tra cui anche quella che è una ribellione eventualmente individuale. Comunque, il discorso è questo: io vivevo ancora con i miei genitori, avevo trovato lavoro e volevo licenziarmi, avevo qualche idea che adesso vi racconto e creare una mia azienda. No, non farlo, sì lo faccio, no, non farlo, insomma un giorno mi sono licenziato e ho aperto la mia azienda. Dialogo dopo, assumo una persona, no, non farlo, sì lo faccio, insomma così, andando avanti così io a 30 anni avevo 50 dipendenti, ok? Quindi disobbedendo diciamo, a quello che qualcun altro mi diceva fondamentalmente. Ora, al di là dello scherzo, il punto è: quando vuoi fare impresa, se tu vuoi fare una società di sviluppo web o qualunque idea voi abbiate, la cosa è farla e fregarsene, fondamentalmente. Il mio percorso lo riassumo in poche slide. Andiamo su voi, Matteo. Era il 2010. 2010 i social media stavano veramente per iniziare, cioè diciamo erano arrivati in qualche modo, ma il mondo del marketing, del business, delle aziende ancora non aveva capito. Cioè si diceva: i social media sono qualcosa per i giovani, i ragazzi, non sono una cosa adatta per il mondo del lavoro, come ancora si diceva anche di videogiochi, no? Tutta roba che poi adesso diamo per scontato che siano strumenti assolutamente di business, no? Io quello che ho capito a quel tempo è che in realtà i social media avrebbero avuto un impatto enorme sul mondo, come lo conosciamo, e sul mondo della comunicazione e del marketing. Così ho avviato Young Digital Lab, un network di ragazzi sotto i 30 anni, che appunto insieme a questo network di ragazzi abbiamo iniziato a fare corsi di formazione alle aziende. In 5 anni abbiamo formato circa 1000 aziende, tra cui, insomma, in varie città d'Italia, tra cui molti nomi noti. Una delle prime aziende che mi ha contattato dopo 10 giorni è stata Adidas: io voglio lavorare con voi. Ok, va bene. E insomma, da quella in avanti abbiamo iniziato a lavorare con molte aziende. 3 anni dopo, Matteo, abbiamo creato il primo ufficio. Quindi i primi 3 anni lavoravamo da casa, sono partito
dal basso, ok, senza fondi, senza investimenti, senza niente. Dopo 3 anni eravamo in 5-6 persone e abbiamo aperto l'ufficio, che adesso che c'è ancora a Padova. Stesso anno, Matteo, abbiamo avuto un'intuizione molto importante. 2013, considerate che ancora si parlava moltissimo di Stati Uniti d'America, parte occidentale del mondo, e si guardava pochissimo a quello che succedeva a est, quindi la Cina, la Russia, Medio Oriente, eccetera. L'intuizione che abbiamo avuto noi è che qualcosa sarebbe cambiato e abbiamo iniziato a guardare cosa succedeva in Cina e in tutti quei paesi, creando un network di ragazzi internazionale, Digital in the Round, e con questo network raccontavamo in un sito web, in un magazine fondamentalmente, cosa stava avvenendo in tutti quei paesi. Eravamo a livello internazionale l'unica realtà che raccontava queste cose, ok? Tant'è che, per dire alcuni aneddoti abbastanza assurdi, Tom Cruise ha iniziato a seguirci su Twitter. Ok. Hanno iniziato a invitarci a parlare a eventi in Marocco, in Libano, in Cina, abbiamo iniziato a girare il mondo. E a un certo punto, WeChat, che conoscete immagino, quando è arrivata in Italia ci ha chiamati sul palco a raccontare cos'era, perché in Italia nessuno sapeva cosa fosse WeChat. E c'eravamo noi, Francesco Facchinetti e Alessia Ventura, per chi li conosce. E a un certo punto Bulgari ci chiama e ci dice: voi riuscireste ad aprirci canali russi e cinesi e a gestirceli per Bulgari Hotel? Ovvio, ovviamente sì. Eravamo 12-13 ragazzi, tutti veneti, in un ufficetto a Padova. Quindi da lì abbiamo iniziato a fare colloqui a persone in Cina, abbiamo preso Gloria che viveva a Shanghai, è venuta a lavorare a Padova con noi, e Caterina che studiava a Milano, è una ragazza russa che ancora lavora con noi, è venuta ad aiutarci. E considerate che dopo 2 anni da qua avevamo un'azienda di 50 persone con circa 20-25 persone internazionali e facevamo i corsi di italiano perché in azienda c'era molta gente che non parlava italiano, ok? Andiamo pure avanti, Matteo. Stesso anno dopo, un'altra innovazione abbastanza che oggi sembra assurda. Cioè, se io oggi vi dico che la nostra innovazione 7 anni fa è stata iniziare a fare le foto e i video per i social media, probabilmente mi ridete in faccia, ok? Però vi posso garantire che quando 7 anni fa siamo andati da Coca-Cola, che era un nostro cliente, e gli abbiamo detto potremmo fare le foto e i video per i social media, eravamo a livello europeo gli unici che gli avevamo detto, ok? Quindi abbiamo creato uno studio di produzione interna per fare foto e video per i social media, e quindi capite bene che, andiamo pure avanti Matteo, competenza su mercati internazionali, vai pure avanti Matteo se vuoi, e capacità di creare contenuti. Eravamo inconsapevolmente diventati l'agenzia perfetta per il Made in Italy, perché tutte le industrie italiane del Made in Italy hanno alcune caratteristiche: estetica, quindi bisogno di fare contenuti, e mercati internazionali. E quindi da lì abbiamo fatto quel percorso che appunto ci ha portato a crescere moltissimo. Andando avanti velocemente, ovviamente ogni volta che tu in questo mondo contemporaneo, in questa società in cui tutto cambia molto velocemente, non importa, tu puoi arrivare prima su un'intuizione, ma dopo 6 mesi sono arrivati molti altri, quindi è fondamentale continuare a cambiare, continuare ad evolvere, perché non è importante avere l'idea giusta oggi, è importante avere l'idea giusta ogni giorno, ogni mese, perché il mondo cambia molto velocemente. Quindi nel 2018 abbiamo detto ok, il digitale ormai è commodity, il prossimo step è unire digitale e tradizionale, e quindi abbiamo fatto dei percorsi per iniziare a lavorare anche sugli altri canali, sugli altri contesti, e quindi creando progetti che partivano digitali e andavano poi su altri canali. L'anno successivo, 2019, ho venduto l'azienda ad un gruppo che si chiamava Acqua Group, e da lì è nato qualcosa di più, perché l'anno scorso abbiamo creato una nuova azienda. Cioè, il punto è, e la faccio abbastanza breve, il mercato della comunicazione, come tantissimi mercati ragazzi, è cambiato tantissimo negli ultimi 10 anni. Quello che è necessario oggi è integrare il più possibile le competenze. Quindi abbiamo preso 6 società di comunicazione complementari, le abbiamo fuse insieme e abbiamo creato Different, che è un'azienda di cui oggi sono socio, che appunto di cui Alberto è responsabile comunicazione, che è attualmente l'azienda di comunicazione italiana più grande in Italia, ok? Fatturiamo 25 milioni di euro all'anno, abbiamo 130 dipendenti e lavoriamo per molti clienti. Forse c'è la slide con qualche... Ah no, vabbè, questa la saltiamo. Questa è la nostra immagine e questa è un po' una lista non aggiornata di alcuni clienti con cui lavoriamo, ok?
Quindi questa è un po', vai pure, molto velocemente la storia che volevo raccontarvi, perché in realtà della storia interessa fino a un certo punto, nel senso la mia storia non è una storia incredibile, la mia storia è una storia abbastanza banale, se vogliamo, cioè la storia di un ragazzo che decide di fare delle cose e quelle cose funzionano, quelle cose crescono, ok? Ce ne sono tante di persone che riescono a fare queste cose e il punto è che sicuramente anche molti di voi riusciranno a fare queste cose, ok? Però quello che voglio raccontarvi oggi è le cose che ho imparato da questa storia, da questo percorso. E ho riassunto in qualche slide i principali insegnamenti che vorrei condividere con voi, che sono tra l'altro insegnamenti utili sia se fate impresa, ma anche nella vita, ok? Vai pure. La prima cosa è questo. Quando io vi raccontavo che ero un ragazzino un po' ribelle e un po' difficile, quando io ho deciso di creare la mia azienda cercavo la libertà. Cioè, dopo 15 anni di scuola, dopo un anno da dipendente, io ho detto, cavolo, non ce la faccio più, voglio essere libero. La verità è che fare impresa non riguarda la libertà, l'ho capito molto presto, perché nel momento in cui tu inizi a avere alcuni dipendenti, a cui devi ovviamente garantire una serie di cose, alcuni clienti per i quali devi ovviamente fornire dei progetti, ipoteticamente delle banche con cui fai dei debiti che poi devi eventualmente restituire perché sennò non vai molto lontano. Ti rendi conto che la libertà è un'altra cosa, ma ho capito che in realtà avevo molta responsabilità che mi ero scelto e quella responsabilità era molto più appagante dell'idea di essere libero. E quindi appunto la prima cosa sul fare impresa è non riguarda la libertà, riguarda la responsabilità, che è una cosa secondo me molto più bella e interessante. Secondo punto, vai pure, giusto, scusa, non riguarda le idee. Perché non riguarda le idee? Perché di idee ne abbiamo tutti un sacco. Per esempio, Kevin, giusto? Ok, tu hai l'idea di aprire una società che faccia website, giusto? Ma c'è un punto fondamentale, cioè devi farlo. Nel senso, le idee da sole non valgono nulla. Io ci ho scritto anche un libro con questo titolo perché tutti abbiamo un sacco di idee, le idee non valgono niente fino a quando non le realizzi. Quindi fare impresa non riguarda il avere idee, riguarda il fare, riguarda il creare, riguarda l'agire. E questa è una cosa importantissima perché molto spesso le persone si bloccano all'idea e non vanno avanti. Il punto è che non c'è un piano già chiaro su come costruire un'idea, perché qualunque idea tu abbia, la strada non la sai quale sia. Quindi la soluzione qual è? Quella di fare dei passi, sbagliare, tornare indietro, cambiare strada, e quindi fare impresa è fare, non è pensare. È meglio, è anche pensare ovviamente, ma il tema principale è quello del fare. Matteo, grazie. Non riguarda la perfezione. Molto spesso si pensa che prima di partire voglio che sia tutto a posto, non sarà mai a posto. Voglio avere un'azienda in cui sia tutto perfetto, non sarà mai perfetto. Cioè, se vuoi avere le cose perfette, non fare impresa, perché non sarà mai così. Perché l'impresa, rispetto per esempio a un'opera d'arte, no? Che è qualcosa di ideale, tu puoi lavorare su un'opera d'arte e crearla esattamente come la vuoi, perché in qualche modo hai controllo. L'impresa invece lavora in un contesto dinamico, fatto di persone, e quindi nel dinamismo non c'è mai un momento in cui è perfetto, perché nel momento in cui tu stai fissando alcuni problemi se ne creano altri a cascata. Quindi non riguarda la perfezione, ma riguarda il miglioramento continuo. E la cosa bella è che migliorando la tua azienda migliori anche tu come persona, che secondo me è una cosa molto bella. Non riguarda gli errori. Molto spesso si dice sbagliando si impara. Non è vero. Sbagliando non si impara a meno che tu non abbia voglia di imparare dai tuoi errori. E per avere voglia di imparare dai tuoi errori devi capirli, devi accettarli, devi essere consapevole che tu sbagli, che tu non sei perfetto, e quindi solo in questo modo evolvi con i tuoi errori. Conosco un sacco di persone che fanno un sacco di errori ma non migliorano mai. Perché? Perché hanno quell'ego, quella mancanza di autocritica e forse anche di autostima che non li porta ad ammettere i loro errori. Quindi ognuno di noi nella nostra vita quotidiana sbaglia molte cose. Cresci solo se ti accorgi degli errori, se li accetti, se capisci quali sono i tuoi limiti e se ci lavori. E quindi questa è una cosa molto importante. Sbagliando si impara se si vuole imparare. Non riguarda il vincere. Allora, gli immaginari cinematografici, no? Ci raccontano l'imprenditore o il businessman come delle persone forti, anche degli squali, che vincono contro gli altri. Non è questo fare impresa. Intanto quell'immaginario, un immaginario fittizio, non esiste, almeno spero non esista. Ma la verità è che non riguarda il vincere, perché quando tu fai impresa non c'è nessuno contro cui tu devi vincere. Devi fare vincere gli altri,
Cioè devi far vincere i tuoi dipendenti, devi fare vincere i tuoi clienti, devi fare vincere i tuoi fornitori, devi fare vincere il sistema e solo vincendo tutti vincerai anche tu. Quindi l'idea che fare impresa sia combattere contro i competitor è bullshit, cioè non è così, ok? Andiamo pure. Questa roba è ancora importantissima. I principali ostacoli quando fai impresa non sono gli ostacoli fuori, non è il mercato, non è la concorrenza, non sono i clienti, sono quelli che hai dentro tu, sono i tuoi limiti e sono quelli che tu devi superare. Cioè la cosa bella di fare impresa è che è un laboratorio di crescita e se tu sai che i principali ostacoli non sono fuori ma sono dentro di te, sono nelle tue convinzioni, voglio fare queste cose ma non sono capace, quello è un limite. Ok, è un ostacolo che hai dentro tu, nessuno ti dice che non sei capace. Oppure c'è quel competitor che sta aggredendo il mercato, se tu lo stai vedendo come un competitor, magari non è un competitor, magari può essere un partner. Quindi il modo in cui tu vedi le cose molto spesso ti limita. Per cui se capisci questo, capisci che aprendo, ok, gli ostacoli a loro volta si aprono. E ultimo punto, ti servono soltanto 3 cose. Ok, molto spesso si pensa che per fare impresa servano un sacco di roba, ne servono 3. La testa, ok? Ci vuole testa per capire dove andare. Il cuore, perché senza cuore non sai cosa vuoi, cioè fare impresa nasce dalle passioni, nasce dalle intuizioni, nasce dal sapere dove vuoi andare, quella cosa te la dice solo il cuore. Io quando sono partito non sapevo cosa avrei fatto, magari andava malissimo, poi è andata bene per fortuna, ma cioè qua sentivo che non potevo fare altro che fare impresa. E terza cosa, le mani. Perché quando fai impresa all'inizio devi fare tu in prima persona e poi quando cresci devi usarle per indicare agli altri la strada. Perché quando tu hai un'azienda e sei un leader di un'azienda, la cosa più importante che devi fare è far capire a tutti dove bisogna andare. Quindi le mani sono fondamentali. Io chiudo così il mio piccolo intervento. Poi ne parliamo. Per chi vuole stare in contatto con me mi trovate su LinkedIn, ma forse molti di voi non lo usano, Instagram e TikTok. Ho un blog che si chiama Human Intelligence su Substack, che forse conoscete, dove parlo di crescita personale e imprenditoriale. E come diceva Alberto, ho recentemente pubblicato un libro che parla proprio di questi temi, si chiama La teoria non vale nulla, ed è un libro pratico, ok, che vi spiega molto umilmente e molto sinceramente cosa vuol dire il percorso di fare impresa. È un libro che serve sia a chi vuole fare impresa, sia a chi vuole capirne qualcosa di più. Quindi insomma l'ho scritto io e quindi non dovrei consigliarvelo, ma ve lo consiglio perché lo ritengo utile, altrimenti non l'avrei scritto. Ultima slide, alla prossima, ma in realtà ve lo dico dopo perché mi sa che rimango qua. Grazie a tutti intanto. Ciao Alberto. Vai. Sono andato veloce. Ho un po' corso perché sapevo che il tempo era poco, ma dai, sono andato abbastanza bene. Allora intanto grazie Michele del tuo intervento, la storia un po' la conoscevo per fortuna, però è sempre bello anche riviverla a distanza di tempo. Però mi sono venuti in mente anche dei nessi, anche introducendo un pochino Federica e Sergio con un'esperienza imprenditoriale diversa. Siamo in fase di start-up, diciamo, poi la racconterete voi. Un progetto che unisce food, street food in particolare, con l'arte. E pensavo, Michele ha avuto un'altra grande intuizione a livello imprenditoriale che è stata quella di fare le feste. E anche nel libro si parla anche di feste, perché al primo Young Digital Lab, che era questo corso di formazione per aziende in giro per l'Italia, durava 2 giorni, il giovedì e il venerdì di solito, e in mezzo il giovedì sera si faceva sempre un bel aperitivo molto 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 lungo nei bar più divertenti della città, ed è stato un motivo di aggregazione incredibile tra addetti ai lavori, tra marketer, poi delle feste, quando l'agenzia era più evoluta, in cui un track food come il vostro, che unisce delle cose così, l'arte e il food, sarebbe stato perfetto, perché poi anche È vero. Young Digital sarà veramente imbevuta anche di queste piccole, grandi intuizioni con cui piaceva accompagnarsi. E sicuramente anche Sergio, poi vi racconterete voi, però era giusto per darvi il link, come ci fossimo trovati prima, chissà quanti ne avremmo combinate, ma abbiamo ancora tempo. Quindi Federica, Sergio, la parola a voi, non volevo spoilerare troppo del vostro progetto e vi lascio raccontarlo. E poi attenti sempre che arrivano le domande dopo per voi, se ne avete qualcuna nel frattempo per loro, alzate la mano, siamo ben felici, quindi Federica, Allora, Sergio, a voi. Grazie a tutti che siamo qui. Adesso noi vogliamo tenere un attimo
tenere un attimo, farvi vedere un piccolo introduzione di cosa facciamo e dopo vi raccontiamo. Sentiamoci, grazie. Ciao, sono Federica, vivo a Verona e con il mio socio Sergio condivido l'idea imprenditoriale di uno street food innovativo che associa la gastronomia a performance artistiche. E ora passo la parola a Sergio che mi fa da segretario, perché il capo ovviamente sono io. Ciao, sono Sergio e sono un mimo. Abbiamo deciso di unire gastronomia e arte terapia, perché l'arte del mimo è poco conosciuta, ha incredibili potenzialità sociali ed emozionali. In particolare, il progetto consiste nella vendita di birra artigianale d'eccellenza, con bancone realizzato in legno, cibo italiano di qualità, il tutto condito con performance di arte di strada, per portare il sorriso in tutti i bambini da 0 a 100 anni e oltre. Vogliamo proporre la nostra attività in street food, strade, piazze, feste pubbliche e private, girando in Italia e all'estero con il nostro bel furgone, che ancora non c'è, ma ne troveremo uno. Brum, 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 brum. Papà, si sente. Boh. E non so, salve a tutti, intanto io sono Sergio e collaboro a questo progetto che è un progetto in realtà di Federica. Sì, il video in realtà racconta già in sintesi, questo è un video che poi proporremo su dei canali per una ricerca per un crowdfunding. E l'idea è quella di vendere. Noi siamo in contatto con un birrificio artigianale di Assisi che fa dell'ottima birra e proporre anche del cibo della zona, quindi cibo, salumi in particolare della zona sempre umbra, e di abbinare questo con l'arte, diciamo, col mimo. Quindi io da anni faccio mimo, ho fatto teatro e in realtà ho fatto un sacco di altre cose, perché in questo momento con il Covid ci siamo fermati con il teatro per 1 anno e mezzo o 2, quindi sto facendo l'operaio, va benissimo perché non l'avevo mai fatto prima, quindi sto imparando altre cose sulla meccanica, che io apro il motore dell'auto, non so neanche cosa ci sia dentro, sto imparando delle cose nuove a 50 e rotti anni. Sì, non ho molto altro da dire, cioè il progetto è questo, mi piace il confronto con Michele perché lui sta facendo una cosa tecnologica, è il presente e il futuro, il nostro è un po' legato al passato, però qualcosa che funziona sempre, perché il cibo e anche certe forme d'arte secondo me non hanno tempo. In realtà non avrei molto altro da dire, un mimo non è che debba parlare più di tanto, quindi non so. Eccomi qua, allora io ho scelto proprio Sergio perché almeno parla poco e posso avere potere decisionale e quindi esprimere questa cosa. Io arrivo da esperienze invece come agente di commercio, settore farmacie per anni e anni e anni, adesso ho scelto di portare in giro nelle strade la più antica ricetta che è la birra, soprattutto perché diciamo ritorniamo indietro col Medioevo, ma invece diciamo
è un prodotto d'eccellenza all'avanguardia, quindi unisce più persone, più tipologie, più cose. L'idea è stata nata dopo vari percorsi e quindi, che dire, ho trovato in Hyper, quindi abbiamo fatto questo progetto e voglio a 58 anni riniziare, rifermarsi. E ho sempre lavorato in autonomia, però ovviamente per un'azienda e quindi rappresentavo. Invece adesso questa volta dico la mia azienda sono io, capito? Io però insieme alle collaborazioni, perché senza le collaborazioni, senza le intuizioni e anche senza le idee delle persone che si avvicinano al nostro food, alle nostre cose che facciamo, è proprio tutta una continua ricerca, quindi c'è proprio un valore aggiunto che viene proprio dall'esterno e l'esterno ti dà sempre dei feedback molto importanti e quindi grazie. Mi sono accorto che qua abbiamo l'esperienza del food e della birra, l'esperienza dei social network, le cose che connettono di più le persone, i social network, però alla fine poi l'esperienza offline ha tutto un altro sapore. Quindi abbiamo due mondi che si completano. Non so se c'era qualcos'altro, c'è qualche domanda per i ragazzi qui, altrimenti la faccio io. Sto ascoltando le vostre esperienze. Tu cosa ruberesti di quello che ha raccontato Michele? Qualche spunto, qualcosa che ti è piaciuto? La cosa che mi è piaciuta è soprattutto il finale, quando ha dato i suggerimenti riguardo alle 3 regole, le 3 kick diciamo che servono, che è proprio la mente, il cuore e le mani, perché da lì nasce proprio tutto, perché c'è un collegamento che arriva prima dall'interno di noi stessi e quindi dopo c'è una manifestazione esterna, però è proprio imparare anche ad ascoltarci, capito? Perché diamo sempre per scontato, perché abbiamo dei punti di riferimento dall'esterno e quindi vediamo solo che l'esterno è bello, però è proprio coltivare quella parte, capito? E da lì dopo c'è lo sviluppo delle cose. Quindi ti sei rispecchiata in questa trinità, diciamo. Poi è un vostro concetto che proprio mette le mani in tante forme, da quelle del cibo, dell'atto pratico di spiegare una birra, a quelle del mimo. Certo. Ecco. E poi mi è venuta in mente un'altra cosa che qualche settimana fa con Different, arrivo subito, abbiamo una domanda, abbiamo fatto un evento a Milano in un festival della creatività in cui abbiamo messo insieme un TikToker, Gabriele Vagnato, che ha 3 milioni di follower, con Giacomo Poretti di Aldo, Giovanni e Giacomo, che faceva il mimo. Quindi abbiamo chiamato dal mimo al meme questo evento 2 settimane fa. Quindi alla fine le commistioni, le unioni, i punti di contatto ci sono tutte. Allora Michele, avrei la domanda anche per te, però siccome avevo un intervento qui volevo sfruttarlo subito. C'è un microfono per... Io volevo chiedere Se ci dici anche il nome, così sappiamo... Okay. Salve a tutti, sono Dumitru. Volevo chiedere all'inizio, quando è partita l'idea di mettersi in proprio, ci sono state persone che magari dicevano non ha senso non farlo, perderai, eccetera, insomma. Grazie per la domanda. Sì, un po' forse l'ho messo all'inizio questa cosa, nel senso che quando tu parti, soprattutto al giorno d'oggi, anche pensando a voi ragazzi giovani che sicuramente sapete molto bene cosa sono una serie di cose che magari i vostri genitori non sanno neanche cosa sia. Cioè parliamo di Twitch, parliamo di TikTok, parliamo di NFT, di blockchain, di intelligenza artificiale, di qualunque cosa. Voi sicuramente avete una visione diversa da quella dei vostri genitori. La stessa cosa era 11 anni fa, 12 anni fa per me, in cui io vedevo il mondo dei social media che stava assolutamente per esplodere, ma non era una cosa, cioè oggi lo diamo per scontato, ma all'epoca non era una cosa così consolidata. Quindi nel mio caso ho deciso di licenziarmi da un lavoro, diciamo, sicuro, anche se il concetto di lavoro sicuro mi sembra una roba talmente folle, ma diciamo che quello è un po' il concetto che ci viene venduto dalla società. Quindi ho abbandonato un lavoro sicuro per crearmi qualcosa di mio. Ovviamente la possibilità di fallire era probabilmente la possibilità maggiore. Cioè era molto più probabile che io avessi fallito che io fossi nato bene. Ma il punto è che se tu vuoi fare le cose, anche da un fallimento, poi recuperi e riparti, no? Quindi sì, assolutamente. Moltissime persone ti dicono quello che pensi non ha senso, ma grazie a Dio, nel senso che se tu hai un'idea e tutti ti dicono
ha un sacco di senso o sei arrivato troppo tardi, perché se tutti lo capiscono forse non serve già più. Cioè, cos'è che serve oggi? Cos'è che serve? Qual è l'idea, diciamo, migliore per partire con un'azienda? Un'idea che le persone non capiscono, ma che capiranno fra un anno. Se la capiranno fra 10 anni non va bene. Se la capiscono oggi non va bene uguale. Cioè, quindi l'intuizione è quella, che è anche il problema, nel senso che non puoi avere la certezza che una cosa funziona perché non sai se magari hai una visione che tra un anno tutti capiranno, magari hai una visione che invece non è sbagliata. Però il punto è non avere paura di sbagliare, secondo me. Non so se ti ho risposto. Ok. Vuoi rispondere anche tu alla stessa domanda? Allora, io ho tutta la famiglia che dice sempre stai a non farla, soprattutto i miei figli. Mamma, che cosa stai facendo? Non inventarti niente. Ecco, per me quando loro mi dicono così... Hai anche quel peso del giudizio. Beh, certo. Meno quelli di Michele sono piccolini e ancora non giudicano. E ho un figlio di 32 e una figlia di 26. Quindi quando adesso ho detto faccio questa idea, questa cosa, subito sono stati scettici. Adesso che vedono che si sta concretizzando, roba del genere, ho quasi il loro consenso. Ma a prescindere dal consenso loro, io vado avanti, perché è importante, soprattutto come parlo da genitore, avere delle caratteristiche anche come modello di riferimento, no? Che puoi dare e portare avanti un insieme, capito? Che non è che loro mi dovranno copiare, ma perlomeno ispirarsi, che è molto più interessante. Non so se c'era un'altra domanda, vedevo forse Kevin sempre che... Vado in mix, così facciamo prima. Parla forte. Avevi un piano in caso fallisse quello dell'azienda? Un altro piano? Avevi un altro piano in caso fallisse quello dell'azienda? No, se avevi il piano B, vabbè, il microfono è vero, devo fare il balletto e mi sono pure dimenticato di riportarlo. No, non avevo un altro piano, ma insomma, in realtà ti dico la verità, Kevin, non è stata la prima idea che ho avuto, cioè avevo già fatto delle altre cose che non erano andate bene. E quindi poi ho avuto la fortuna che ero ancora abbastanza giovane e mi è andata bene, però diciamo, se ti preoccupi del piano B, del piano C, del piano D, forse non sei focalizzato sul piano A, quindi il piano A poi se non funziona fai a tempo a cambiarlo, però no, non avevo un altro piano in realtà. Non so se anche voi avete qualche commento, c'è qualcun altro che ha domande? Se no te ne faccio una io che mi incuriosiva. Michele, ti svegli un attimo, non so se sente ancora o l'ho spento. No, c'è, dovrebbe sentirsi. Eccomi. Ti svegli al mattino, ti trovi sul comodino le chiavi del truck food di Federica, col camioncino parcheggiato fuori, devi andare in giro tu. Cosa fai sopra quel truck food? Beh, intanto chiamo qualcuno a guidare e qualcuno a spellare le birre perché io non sono capace. Cioè di guidare sì, ma le macchine, ma già faccio casino con le macchine e le striscio quando parcheggio, quindi col truck non ce la farei. Trovare buoni collaboratori per subito. cui sì, diciamo, sicuramente quello. E poi a me piace moltissimo il discorso del tema dell'aggregazione. Cioè io penso che, ma voi l'avete già fatto ed è una cosa molto bella secondo me, cioè il fatto che un food truck, che può sembrare semplicemente un veicolo per vendere birra o cibo, in realtà è anche un luogo di aggregazione in movimento, e quindi in quel luogo di aggregazione, in quel movimento aggregativo si può creare moltissimo, si può costruire moltissimo. A me piace costruire, e costruire vuol dire cosa? Unire puntini, unire cose, ed è quello che avete fatto voi. Cioè avete unito cosa? L'arte e la birra. Io quello che farei sarebbe chiamare un artista diverso ogni settimana magari, no? Quindi ampliare la cosa. E poi un'altra cosa, un po' per la mia mentalità, come un food truck. Cioè, cosa vuol dire un food truck? Vabbè, Federica, stessa cosa, anche tu ti svegli al mattino, all'improvviso sei sulla scrivania lucente e minimale di Michele, che ha pochissimi oggetti, Michele, no, davvero, non è... è vero, e hai un'azienda piena di giovani creativi, cosa fai? Metti magari un mimo alla porta per accogliere i clienti, potrebbe essere un'idea. Potrei mettere il mimo alla porta a accogliere i clienti, perché l'idea è un po' di stare al chiuso. Insomma, a me che piace viaggiare, muovermi. Io a differenza di lui ho sempre fatto la gente, quindi 70.000 km l'anno in macchina. Vabbè, quelli anch'io, fidati. Via, quindi per me sarebbe un attimo di panico da questa cosa. Però sicuramente mi affiderei ai collaborazioni e quindi... Okay.
Però mi piacerebbe un po' di relax. Per lo Anche relax, se tra virgolette. sembra facile, l'ho visto da vicino. Infatti. Vediamo Sergio invece cosa farebbe. A me affascina il mondo di Michele perché per me è un mondo sconosciuto, quindi oggi ci siamo conosciuti e secondo me impari, se trovi una cosa, è una cosa che mi sembra lontana, però finché non la conosco non posso dirlo. E quindi mi incuriosisce, credo che la curiosità assieme alla creatività sia anche un elemento importante. Ecco, adesso ragazzi, se c'è qualche altra domanda ovviamente ben venga, altrimenti ve la pongo io ed è la stessa domanda che vi ho fatto all'inizio. C'è qualcuno di voi che ha in mente un progetto, ha un'idea imprenditoriale, la voglia di fare qualcosa? Magari è un po' più facile adesso rispondere a questa domanda, vi è più facile anche buttarvi nel proporre qualche idea. Io da un po' di tempo che penso a finire gli studi, dopodiché con la qualifica da operatore elettrico lavorare per un'azienda, mettermi in proprio e magari tra una decina di anni investire più mettermi in proprio, investire sulla pubblicità e quindi lavorare per me stesso appunto con 2 o 3 ragazzi che sappiano il mestiere, ecco. Già questa avere la voglia di buttarsi nel mercato e fare qualcosa di proprio credo Sì. sia già un buon Più che altro un buon di fare i inizio. soldi, ecco. Beh, che alla fine per fare i soldi gira e rigira, è bella la gloria, che tutti nominano questa gloria, si lavora per la gloria, si fa per la gloria, però si fa anche per ovviamente per il business a tratti. Sì e no, in realtà sì e no, nel senso che in realtà, almeno per la mia esperienza, la cosa bella è creare le cose, poi dopo ovviamente hai delle conseguenze delle cose che hai creato, però insomma se l'obiettivo fosse quello di fare soldi probabilmente non si andrebbe bene, cioè quando il tuo obiettivo è quello, secondo me è difficile raggiungerlo. Quando il tuo obiettivo è creare qualcosa di cui pensi sia necessario alla società, probabilmente ci riesci e probabilmente quella cosa poi ha un suo risvolto, però ecco, io non consiglierei mai a qualcuno di partire per i soldi, cioè proprio stai sicuro che non è la cosa giusta. Quello che ti direi invece è 10 anni. Cioè sono tantissimi 10 anni, quanti anni hai? 18, è metà della tua vita 10 anni. Cioè, nel senso, ho bellissima l'intuizione e l'idea di fare le cose tue e non voglio dirti di farle domani, però 10 anni sono davvero tanti, quindi può cambiare il mondo, anzi cambierà il mondo tante volte in 10 anni, quindi quello che puoi fare è, per esempio, lavorare come dicevi da dipendente, se ho capito bene, e parallelamente iniziare a fare qualcosa di tuo. Quindi non aspettare di avere il tempo libero perché magari hai messo via qualche risparmio, ma inizia subito, parallelamente. Quindi ti tieni la sicurezza, se vuoi metterla così, ma anche inizi a provare, perché altrimenti se aspetti 10 anni, tra 10 anni chissà cosa succederà. Ecco, questo è l'unico consiglio che mi sento di darti, ecco. Abbiamo un'altra domanda che ho intercettato qui da il giovane biondo qui, che tu, quinta superiore... Più che una domanda da diversamente giovane, perché ormai sono molti anni che non studio più a scuola, ma studio tramite altre fonti. È un'integrazione di quello che ha detto Michele. Per appunto il ragazzo che ci ha fatto la domanda. Tu devi vedere i soldi come un mezzo, non come un fine. Quando tu riesci a vedere i soldi come un mezzo, riesci ad aspirare a qualcosa di più grande, cioè che sono le tue passioni, capito? Se tu vedi i soldi come un fine, lascia perdere tutto. I soldi sono un mezzo. Correggetemi se mi sbaglio. Hai detto la cosa più giusta. Qualche altra domanda, ragazzi? Siamo ancora in tempo, altrimenti potremmo concludere, non so, Chiara, con una... Chiudiamo veramente alla grande. Vai. Con Sergio, e tocca a te. Vuoi un'introduzione? Ladies and gentlemen, Mr. Sergio. Il mimo. Adesso abbiamo tanto parlato, adesso facciamo. Faccio una sintesi anzi, il tuo finale, come dicevo prima, anche a me è piaciuto cioè il coordinare 3 parti poi che sono le parti di cui siamo fatti, cioè parte razionale, parte emozionale e fisico. E questo magari ci aiuta. Il cuore comunque è il centro.
Grazie. Fate un video a quest'uomo. Grande. Grazie Sergio. Sì, grazie Sergio. Quindi ragazzi, tenete d'occhio il track food dove gira, così possiamo anche passare alla parte divertente. Tutti i maggiorenni si può bere. Grazie a tutti, ciao ragazzi. Grazie Albi. Grazie, Grazie. ciao a Grazie a tutti, voi. grazie.